Allora, siamo ritornati. Chiedo conferma della regia se abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno, sono un allevatore. Buongiorno, da dove chiama? Dalla provincia di Trento. Prego. Poveri allevatori, adesso siamo al fallimento, dobbiamo vendere le imprese perché i costi stanno schizzando in alto. Era imprevedibile, una cosa imprevedibile. Ma qualche anno fa, qualche decennio fa, no? Quando i nostri rappresentanti di categoria sono riusciti a convincere gente come i contadini di limitatissime capacità critiche a trasformare le stalle in fabbriche industriali, investendo milioni di euro. Sentivo poco fa un investimento di 1 milione di euro nei robot. Ecco, questo è il classico esempio delle contraddizioni enormi nelle quali si sta infilando la tecnologia. Ma era così difficile da capire che per pagare quel 1 milione di euro bisognava decuplicare la produzione di latte, e decuplicando la produzione di latte i prezzi sarebbero crollati e alla fine tutto si sarebbe risolto in un disastro a tutto svantaggio, ma non solo dell'agricoltore, perché chi si mangia quei prodotti industriali, il consumatore che si mangia quei prodotti industriali di vacche, povere bestie che durano sì e no 2 lattazioni quando va bene, il che vuol dire 4-5 anni al massimo, chi si mangia quelle robe poi ovviamente ne paga le conseguenze, lo stiamo vedendo, 200.000 morti all'anno di cancro in Italia, questa è la vera pandemia. E adesso vi lamentate, adesso andate in televisione a dire oddio dobbiamo chiudere le aziende, ma questo l'avete fatto con le vostre mani, l'ha fatto l'ignoranza e l'avidità degli agricoltori, i contadini veri hanno smesso decenni fa, si sono rifiutati di seguire questa strada criminale e è rimasto il peggio, sono rimasti gli operai, quelli che entrano in stalla con la tuta da operaio, che montano su trattori da $500.000 di euro, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? E adesso vi lamentate che non vi pagano il latte, ma questa è la strada sulla quale vi siete infilati voi con le vostre mani. Chiaro. È inutile che vi lamentiate adesso. Io la ringrazio della sua osservazione, adesso diamo la risposta appunto al Presidente. Grazie molte e buon lavoro naturalmente, grazie al nostro telespettatore. Prego Presidente. C'è quindi la contraddizione, da un lato investimenti che servono per produrre di più, però... Ma in realtà la risposta l'ha data il telespettatore nella sua fase finale dell'intervento, quando lui parla che tanti hanno scelto di abbandonare il settore produttivo, ed è vero, c'è stato un accorpamento aziendale. Oggi le stalle che abbiamo nel sistema Veneto sono meno, però sono più accorpate, hanno aumentato i numeri. È chiaro che nel momento in cui tu devi efficientare il sistema e tutta una serie anche di normative che devi adempiere, come sul benessere animale, sul controllo del prodotto, ti devi attrezzare, ti devi organizzare, quindi non è vero che hanno adottato il latte che si faceva è quello, solo che da una parte alcuni hanno abbandonato, altri hanno investito, e hanno investito anche voglio dire cercando di dare un futuro anche alle nuove generazioni, quindi di tutti questi ragionamenti bisogna spesso essere fermi, pragmatici e avere la memoria storica, non solo quella che dice il telespettatore ma anche quella che diciamo noi addetti ai lavori. Quindi oggi il tema non è che probabilmente ci sarà sempre bisogno di latte, noi saremo in 6 miliardi nei prossimi anni si presuppone, no? Avremo sempre più bisogno di latte italiano, di latte prodotto con le garanzie italiane. È chiaro che questo non può essere voglio dire, dobbiamo dare anche la possibilità a questi agricoltori che investono sul territorio, perché spesso quello che non si dice nei ragionamenti è che chi fa impresa agricola oggi fa ambiente. Se smettiamo noi, l'ambiente non lo fa più nessuno. Certo, no, l'osservazione era che appunto ovviamente ti evolvi sempre di più, quando ti evolvi sono delle spese superiori che poi non sempre sono sostenibili. Non solo, hai anche la necessità di investire per poter abbattere i costi, cioè oggi se noi pagassimo un litro di latte 45 centesimi probabilmente il produttore di latte potrebbe fare anche qualche litro in meno. Io non sono d'accordo poi su quello che dice il telespettatore, probabilmente ha una visione un po' estremista di quella che è l'agricoltura. Oggi si sta ragionando con le nuove tecniche
tecniche anche di far meno parti alle mucche, perché si è visto che si guadagna in qualità del latte, al di là del rispetto dell'animale, ma si guadagna anche proprio in qualitativamente nel latte. Quindi c'è tutta una discussione in piedi anche attraverso la politica agricola comunitaria, come ho detto prima, che andrà verso una maggior sostenibilità degli animali. Oggi il tema dei 36 centesimi è che se erano sufficienti fino magari a 2 o 3 anni fa, oggi non lo sono più, perché le speculazioni mondiali, l'abbiamo detto prima, tutto il sistema dei costi, la soia a 75 euro, voglio dire, oggi quel sistema lì si sta scaricando sul produttore, non si è scaricato sul consumatore. Assolutamente. E il ruolo dell'agricoltura in questo discorso di sostenibilità, anche di contenimento, di emissioni, eccetera, è importante. Si parla di buona agricoltura, no? Sarà sempre più fondamentale, cioè quello che la gente deve sapere è che l'agricoltura non solo produce e quindi utilizza risorse, ma allo stesso tempo contribuisce a quella che è la mitigazione degli eventi climatici, cioè tutto l'azoto che noi catturiamo dall'ambiente e lo fissiamo nei terreni. Cioè si dice mediamente, poi bisogna avere dei dati, si dice che un ettaro di mais trattenga mezza tonnellata di CO2 equivalente. Beh, questo è un valore aggiunto. E quindi il ruolo che avremo d'ora in avanti, anche attraverso ad esempio le fonti alternative, il solare, quello di rendere sempre più green le nostre aziende, è una sfida che noi ci siamo posti di cogliere. La cogliamo a patto che ci siano delle progettazioni, ci siano degli interventi anche attraverso delle risorse, e che questo non danneggi la competitività delle nostre aziende, ma le renda sempre più competitive. Un messaggio. Il Presidente ha detto una cosa giusta sul ruolo dell'agricoltura oggi, che fa ambiente. Allora perché permettiamo ancora agricolture non biologiche? Non ditemi che fanno bene gli OGM. Guardi, la letteratura degli OGM è come il sesso degli angeli, nel senso non sappiamo se fanno bene o non sappiamo se fanno male, perché ci sono il dato di fatto è che oggi nel sistema nazionale italiano non usiamo OGM. Ah, non ci sono. Non vengono usati OGM, perché tutti i nostri sistemi di qualità prevedono l'OGM free, quindi è un problema che ci si pone fino a un certo punto. Probabilmente si dovrà chiedere se nella Nutella che lei acquista per i bambini, non lo so, forse ecco, lo spostiamolo lì magari il problema. Perché prodotti che vengono da detto questo, devo dire che probabilmente, ne parlavo prima, l'OGM è anche superato, perché oggi attraverso ad esempio la scienza, attraverso la tecnologia, attraverso la cisgenetica, e quindi tutta una ricerca legata non più tra l'assimilazione di 2 specie diverse, no? Mi ricordo anni fa Grillo faceva delle trasmissioni su Telenord, pensi, io ho qualche anno quindi mi ricordo, su Telepiù, scusa, non su Telenord, dove diceva che si tendeva ad incrociare un pesce con un pomodoro, no? Quella era una cosa aberrante. Oggi il sistema è che la tecnologia riesce ad arrivare a creare dei tagli totalmente tra specie, cioè tra vegetale, cose che avverrebbero in natura con un tempo di 20-25 anni, riesce a farlo in laboratorio e garantire che non c'è nessuna differenza tra quello naturale e quello che si è ottenuto attraverso l'applicazione di queste tecniche. Tant'è che c'è una discussione forte in Comunità Europea nel togliere la cisgenetica da quello che è il libro delle operazioni OGM. Ecco, perché si è evoluta sostanzialmente. Sì, è molto più, pensiamo tutta la parte delle piante resistenti, no? Tutti questi incroci, queste varietà che si stanno mettendo sul mercato per poter avere una sostenibilità, perché la sostenibilità non nasce solo dalla buona pratica agricola, nasce anche da quello che è il vegetale che tu decidi di coltivare, se ha tanto bisogno di acqua, se resiste agli antiparassitari, altrimenti è un cane che si morde la coda. Il biologico non ha detto che se continuiamo così un domani non abbia bisogno di interventi di antiparassitari, e qualora dovesse succedere questo cosa facciamo? Assolutamente. Solo un cenno, perché il tempo ci tiranno, sul discorso del miele, le produzioni del miele e le api, che sono in crisi totale. Purtroppo anche lì le stagionalità, abbiamo subito anche delle morie di api importanti, proprio legate anche al freddo, e quindi è chiaro che le arnie non producono più e quindi si ha una contrazione nel sistema produttivo dei mieli locali. Anche questo è un tema, è un tema insomma discusso anche negli ambiti istituzionali, quella della protezione
appunto delle api da riproduzione, quelli di mettere in pista delle strategie, perché è importante, ricordiamoci che le api sono quelli che sono i veicoli, gli impollinatori che poi creano quelli che sono i frutti e quindi che creano poi le produzioni. Ma sono previsti dei supporti, degli aiuti per gli apicoltori, che sono tanti però sono anche venuti meno rispetto a una volta? Allora, c'è stata una richiesta anche in Regione Veneto di intervenire, ci sono alcuni capitolati di spesa, ma oggi di oggettivo voglio dire c'è poco. È un tema che va presidiato, un tema che va sicuramente gestito perché è fondamentale e importante. Questione Prošek non è stata risolta. La questione Prošek oggi è in divenire, nel senso che è stata presa innanzitutto una posizione generale da parte di tutte le associazioni cattive nel difendere non tanto il Prosecco in sé, ma le denominazioni di origine, cioè il fenomeno dell'Italian sounding oggi colpisce il Prosecco, ma domani potrebbe dover colpire il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, il radicchio di Treviso. È chiaro che quindi occorre una presa di posizione forte da parte dello Stato italiano negli ambiti europei nel garantire le regole uguali per tutti, le regole di reciprocità valgono per tutti. Quando noi dovemmo rinunciare alla denominazione Tokai, che ci fu contestata, lo abbiamo fatto. Ora non vedo il perché non possiamo rivendicare il fatto che Prošek è un rischio per una denominazione che oggi è anche una denominazione importante ed è leader nel mondo rispetto alla produzione. Quindi aspettiamo il verdetto. Sì, c'è un gruppo, so che si è costituito anche un gruppo del Ministero, il Ministero ha dato piena disponibilità nel rappresentare all'interno della Commissione europea le istanze e spero che si risolva tutto con un criterio di equilibrio. Certo. Presidente, siamo giunti al termine, grazie di essere stato qui con noi, grazie al Presidente della CIA Passalini di averci supportato, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, tanto con i vostri messaggi, le mail che poi ci mandate e naturalmente buon proseguimento, ci vediamo domani. Presidente, grazie e buon lavoro, ci vediamo presto. Grazie a voi. Grazie.